Come a Davos c'è il Forum economico mondiale dell'economia, il Veneto si candida a diventare il Forum mondiale della sanità. Va intesa in questo senso la prima edizione del World Health Forum che si terrà a Padova dal 20 al 23 marzo, presentata nella sede della regione di Palazzo Balbi a Venezia. Per 4 giorni, esperti, studiosi, addetti ai lavori di tutto il mondo si confronteranno sull'uso e sulle prospettive dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria. L'intelligenza artificiale, ad esempio, oggi è già utilizzabile per le mammografie. In alcuni paesi del mondo utilizzano l'intelligenza artificiale per identificare le mammografie che sono sicuramente negative e quindi far concentrare l'essere umano solamente sulle mammografie che hanno una possibilità di positività. Diventare un punto di riferimento internazionale in ambito sanitario è un obiettivo ambizioso, ma certo alla portata di un territorio come il Veneto, che vanta una fitta rete imprenditoriale nel settore. Il Veneto da questo punto di vista non è secondo nessuno, in modo particolare nel settore delle biotecnologie, e basti pensare anche a alcune nuove frontiere che vengono portate avanti, per esempio dal professor Gerosa, quando sta pensando di lanciare la creazione di un nuovo cuore artificiale che sarà di peso molto inferiore a quelli che oggi esistono e anche di dimensioni più piccole, creando un minore impatto. È una voce importante anche della nostra quota export, perché se prendiamo in esame tutto il settore delle biotecnologie ci collochiamo più o meno al 4° posto in ordine del settore merceologico. Allo slogan di "Il futuro della salute si incontra in Veneto", il World Health Forum conta sul sostegno e sull'organizzazione di una decina di partner, dalla Regione alla Camera di Commercio, dal Comune di Padova all'Università. Noi abbiamo una fortuna incredibile, si chiama Università. Sono molto orgoglioso. Pensate, 72.500 studenti quest'anno, 72.500, è una città per cui una città veramente ogni anno aumentano, per cui vuol dire che Padova è riconosciuta, l'università di Padova è riconosciuta a livello mondiale, ma sono 12% di stranieri, per cui ha una PIL incredibile, sono molto orgoglioso di questo.